Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura scattano 2 misure cautelari ad Avola per l'esplosione di un ordigno avvenuta il 1 febbraio davanti a un negozio. Secondo gli inquirenti la bomba sarebbe stata utilizzata per intimidire il titolare e costringerlo a pagare. Ancora in corso le indagini della polizia supportate da immagini e accertamenti tecnici. Scoperta una cantina abusiva e sequestrati oltre 8.000 litri di vino privi di tracciabilità ad Agrigento. Nel mirino anche i possibili frodi legate all'uso illecito di marchi DOP e IGP e alla falsa indicazione di provenienza. Intervento lampo a Carini nel Palermitano, dove è stato sospeso un cantiere per gravi violazioni sulla sicurezza sul lavoro. I carabinieri hanno sorpreso 2 operai al lavoro sul tetto di una villa senza dispositivi di protezione e risultati completamente in nero. Denunciato il datore di lavoro, contestate diverse irregolarità e sanzioni per oltre 18.000 euro. È finita in manetto un 34enne a Catania sorpreso sul tetto di una chiesa mentre rubava grondaie e rame. L'uomo è stato individuato dai carabinieri dopo una segnalazione al 112 e bloccato poco distante con tutto il materiale appena sottratto. E in chiusura buche e disagi nel borgo di Santa Rita a Caltanissetta. Il comune avvia i lavori dopo l'appello del parroco. Il sacerdote aveva annunciato l'intenzione di intervenire personalmente per sistemare il manto stradale, denunciando le criticità per residenti e fedeli, ma l'amministrazione l'ha ascoltato iniziando tempestivamente le operazioni. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30, buona giornata.